Firmato dal Presidente della Regione del Veneto Galan e dal Ministro dell'Interno Maroni il protocollo d'intesa in materia di sicurezza urbana e territoriale, presente l'assessore alla sicurezza Giorgetti. Si tratta di un documento che pone il Veneto come regione pilota per sperimentare politiche sulla sicurezza integrate e coordinate. 4 i progetti da realizzare: formazione per i volontari, scambio di informazioni tra banche dati diverse, definizione del numero unico di emergenza 112 e accorpamento delle sale operative. 8 comuni del comprensorio del Delta del Po, in collaborazione con la Regione, hanno presentato ai propri cittadini il bilancio sociale. L'iniziativa è la prima in Italia per piccoli comuni e l'assessore regionale al bilancio Isi Coppola ha annunciato la replica del progetto per i comuni dell'Altopiano d'Asiago. Primo progetto per area omogenea di bilancio sociale, ma noi siamo primi a livello nazionale anche perché siamo l'unica regione che redige da anni il bilancio sociale globale di tutto il bilancio della regione. Quindi questa è un'ulteriore attenzione per accorciare le distanze tra i cittadini e le istituzioni. Il sistema regionale delle polizie locali e la rete di protezione civile devono fare sinergia per affrontare le situazioni di emergenza. Lo ha detto l'assessore alla sicurezza Massimo Giorgetti al 10° meeting di protezione civile a Lonigo, dove ha annunciato l'attivazione dei distretti e l'adozione dei piani di zonizzazione. Con il nuovo piano di organizzazione dei servizi intercomunali di polizia locale, oggi anche il sistema dei sindaci comincia ad avere la propria rete di comunicazioni, riferimenti H24 e quant'altro. Quindi va di concerto, di pari passo con quella che è la possibilità di intervento e di impiego della protezione civile. Quindi un ulteriore strumento in più per i sindaci per poter anche poi lavorare meglio in caso di emergenza. Al meeting della protezione civile di Lonigo si sono festeggiati i 10 anni di attività in regione e i 25 nella penisola. I volontari in Veneto hanno raggiunto le 16.000 unità, portando la regione ai vertici nazionali. Ma non solo volontari, gruppi specialistici, antingegno boschivo, gli alpini, i gruppi radiotrasmettitori, i gruppi sanitari, un sistema che è cresciuto. E allora questo è un punto di ripartenza, perché dopo 10 anni è cresciuto il meeting, è cresciuta la partecipazione, sono cresciute le capacità operative e noi abbiamo altri obiettivi. E il primo riconoscimento che ci fa da stimolo è quello che il Dipartimento Nazionale ci riconosce come modello per l'Italia. L'assessore ai flussi migratori Oscar De Bona ha promosso un'iniziativa per gli imprenditori stranieri in Veneto. Il progetto è finalizzato alla formazione per una corretta gestione d'impresa e cultura della legalità, con approfondimenti sui profili fiscali, finanziari e previdenziali e sulla sicurezza sul lavoro. Secondo l'ultimo rapporto sull'immigrazione nella nostra regione, gli imprenditori stranieri sono oltre 44.000.